Ancora buongiorno a tutti voi, ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. La lunga notte di festeggiamenti anche in Friuli per la vittoria dell'Italia all'Europeo, una vittoria che mancava da 53 anni. Migliaia si sono riversati sulle strade, cori, caroselli e fumogeni per festeggiare la vittoria decisiva ai rigori e l'impresa finale anche di Donnarumma. Adulti e bambini a piedi macchina hanno partecipato alla festa degli azzurri con bandiere, cori e suonando clacson. In questa nostra copertina allora vediamo le immagini della festa a Udine, Cividale, Gorizia e Lignano. Ed è stata festa grande anche in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste. Un'esplosione incontenibile dopo 18 mesi dai balconi del resto. La voglia di scendere in piazza è stata irrefrenabile. Trieste è esplosa in un tripudio di bandiere e fuochi artificiali, oltre agli immancabili caroselli. I 120 minuti più rigore di Italia e Inghilterra sono stati vissuti con trasporto, passando dalla disperazione dopo il gol di Shaw al secondo minuto alla gioia per quello di Bonucci nella ripresa. L'ansia, i timori di vivere una sconfitta, anche se con la gioia di farlo finalmente insieme, hanno accompagnato le piazze fino ai rigori, poi l'urlo strozzato dallo sbaglio di Jorginho, uno solitamente implacabile, e poi il tripudio con la parata di Donnarumma su Rashford. Il sistema di sicurezza ha funzionato e in piazza è stata solo festa. Alla fine la Coppa è tornata a casa perché il calcio lo avranno anche inventato gli inglesi, ma sono stati gli italiani a renderlo epico.
Tutti contenti, insomma, o quasi. Un cittadino a Palmanova, residente in Piazza Grande, non ha per nulla gradito il maxi ritardo che è stato accumulato dal concerto di Max Pezzali, che seguiva proprio la trasmissione della finale degli europei, ritardo di circa 60 minuti. Disturbato dalla musica e dal vociare a luna di notte, è sceso da casa sua in boxer e maglietta, pretendendo la chiusura immediata del concerto e il rispetto della quiete pubblica. L'uomo, già noto per le sue sortite, è stato poi allontanato dai carabinieri e dagli uomini della sicurezza e preso di mira con alcuni cori da un centinaio di spettatori. Si celebra oggi la solennità dei santi Ermacora e Fortunato, patroni della città di Udine. In cattedrale questa mattina l'arcivescovo, Monsignor Andrea Bruno Mazzucato, ha presieduto l'Eucarestia. Al termine della liturgia eucaristica ha benedetto la città con le reliquie dei santi patroni. Questa sera alle 20 nella Basilica di Aquileia ci sarà la concelebrazione eucaristica con i vescovi della regione, presieduta da Monsignor Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Sarà presente anche una rappresentanza degli episcopati del Veneto, dalla Slovenia e dall'Austria. Sarà un'estate tutta dedicata alla scoperta dell'Aquileia antica e moderna, con mostre, concerti a tema, brindisi sotto le stelle, proiezione di film. Una ricchissima programmazione che si spinge fino a settembre per i turisti e per gli appassionati di storia. Appuntamenti per tutta l'estate ad Aquileia all'insegna della scoperta delle aree archeologiche, ma anche della storia dell'antica città romana attraverso mostre, eventi e concerti. Tra le iniziative l'esposizione fino al 30 settembre dal titolo Aquileia Betlemme, un mosaico di fede e bellezza, organizzata da Fondazione Aquileia dall'Ambasciata di Palestina presso la Santa Sede. Un percorso che vuole collegare la realtà della prima basilica di Aquileia con il suo ruolo di tramite nei pellegrinaggi verso la Terra Santa. Archeologia e grandi divulgatori scientifici torneranno sul palco poi per 5 serate per il tradizionale Festival estivo di Aquileia, che si apre con una serata evento di cinema muto e musica dal vivo dedicata al centenario del Milite Ignoto, con la proiezione del film Gloria Apoteosi del soldato ignoto, con la partecipazione di Paolo Mieli. Non manca la ricca rassegna di concerti in Basilica e rimane sempre ampia la nuova offerta del percorso dell'estate, delle visite turistiche promosse da Promoturismo FVG e un cincin infine nel primo weekend agosto con calici di stelle. La Giunta regionale ha approvato in via definitiva le specifiche, i requisiti e le modalità relativi alle strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali per sostenere la realizzazione di realtà di accoglienza che andranno ad ampliare l'offerta turistica regionale. Lo scopo, come spiega l'assessore alle attività produttive e al turismo Sergio Emidiobini, è quello di definire una nuova tipologia di offerta turistica che caratterizzi il nostro territorio e si fondi sulle molteplici potenzialità e sulle numerose attrattive e specificità di carattere naturale sul territorio per fidelizzare forme di turismo lento che oggi sono sempre più ricercate. Sono in fase di ultimazione i lavori nel cortile e sul tetto del complesso che nella frazione di San Martino a Codroipo ospita la ricca collezione di carrozze d'epoca. L'obiettivo del comune è quello di trasformare il sito in una location ideale per ospitare eventi in inverno e in estate. Sentiamo il sindaco. Abbiamo appaltato e sono in fase quasi conclusiva, io speravo si chiudessero prima, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo delle Carrozze di San Martino, che con la sua dépendance diventerà, spero, molto appetibile anche qui per chi voglia fare impresa e voglia fare soprattutto ricettività turistica. Ricordo che l'amministrazione comunale nel corso di questi anni ha cercato diverse soluzioni per incrementare l'afflusso di turisti in questa importante realtà dotata di questo bellissimo museo con tantissime carrozze d'epoca e soprattutto dotato di un bellissimo giardino d'estate e d'inverno e di oltre 25 posti letto per comitive che vogliano soffermarsi lì. Abbiamo già un accordo con un gestore che auspico al più presto vada al buon fine e abbiamo anche
così utilizzato questo spazio sia per eventi così mondani, sia per presentazioni culturali, sia anche per fare una bellissima notte bianca ancora alcuni anni fa che è venuta molto bene. Ricordo questa carrozza bianca che abbiamo così dislocato dal museo e messa proprio in mezzo al giardino nobile, sia anche per celebrare matrimoni, perché ricordo che quella è una delle sedi deputate dell'amministrazione comunale proprio per la celebrazione dei matrimoni, e ve ne sono stati veramente di belli. È stata la 13enne giapponese Tomita Yume ad aggiudicarsi la quinta edizione del concorso internazionale Piccolo Violino Magico a San Vito al Tagliamento. E Tomita Yume, 13enne del Giappone, la vincitrice della quinta edizione del Piccolo Violino Magico, la competizione di spessore internazionale per enfant prodige dell'Archetto. L'Auditorium Zotti di San Vito al Tagliamento, sold out nei limiti del possibile, ha accolto ieri pomeriggio la finale dei 4 giovanissimi interpreti provenienti da Austria, Giappone, Stati Uniti e Bulgaria, che si sono prodigati in un primo tempo di concerto mozartiano e in un altro tempo dedicato al repertorio concertistico romantico, accompagnati dall'FVG Orchestra, diretta da Giancarlo Guarino. La giuria internazionale, presieduta da Pavel Vernikov, alla fine ha deciso con spirito unanime di nominare vincitrice Tomita Yume. La giovane musicista si è meritata una borsa di studio da 5.000 euro, un violino di alta liuteria Piagentini, realizzato con il legno di risonanza del Tarvisiano e donato dal Festival Risonanze, oltre a un invito a partecipare al prestigioso Festival Gold Violins di Odessa. Il secondo posto se lo è meritato Baumgarten Leonard dall'Austria, il terzo Karus Anton dagli Stati Uniti, il quarto Ceaușescu Diana dalla Bulgaria. Anche il premio del pubblico è andato a Tomita Yume. In Friuli, per la gara, erano arrivati 17 piccoli violinisti dai 10 ai 14 anni, provenienti da tutto il mondo. Lo scorso fine settimana è stato successo a Sutrio per la tradizionale festa dei Chersons. Vediamo. Artigianato tipico, quello dell'incisione, della lavorazione e della scolpitura del legno, a Sutrio nel fine settimana per la festa dei Chersons. Numerosi i turisti che hanno raggiunto la località carnica per degustare il piatto tipico che si diversifica da vallata a vallata, da paese a paese per la composizione degli ingredienti. È stato un percorso nella storia del gusto, accompagnato dagli scultori del legno, da chi realizza le trottole a mano a chi incide le casse panche, fino a chi, con le sue sgorbie, ricava da tronchi di legno figure di animali o figure sacre. Centinaia e centinaia le persone che non hanno voluto perdere l'occasione di visitare Sutrio in una delle feste estive più amate, in un fine settimana libero o quasi da divieti anti-Covid, complice un meteo fresco. La chiesa di Sant'Ulderico, sulla sommità dell'abitato del capoluogo, addobbata a festa per le nozze di 2 giovani, dopo tanta attesa, fiori e nastri bianchi agli altari, lungo la navata centrale e sulla scalinata d'ingresso al luogo sacro. È tutto, tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione, arrivederci.